Notificati avvisi di garanzia a medici ed infermieri per la morte dell'insegnante e giornalista agrigentina Loredana Guida. Dopo il blitz Piazza Pulita, nuova operazione antidroga dei carabinieri nel centro storico di Agrigento e in diversi quartieri della città dei Templi. Amministrative Agrigento 2020, nuovo incontro tematico per il candidato Franco Miccichè, prima riunione del centrodestra unito, in assonanza con Marco Zambuto. Basilio Borgo presenta il suo ultimo volume dedicato a Gerlando Butera. I biancazzurri preparano la sfida di domani contro la San Cataldese. 7 tra medici e infermieri le persone iscritte nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte dell'insegnante e giornalista agrigentina Loredana Guida, avvenuta dopo una settimana di ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per la malaria che aveva contratto in un precedente viaggio in Nigeria. C'è il servizio di Lello Casesa. 7 informazioni di garanzia sono stati firmati dal pubblico ministero Elenia Manno, titolare dell'inchiesta per medici ed infermieri dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dopo la morte della giornalista agrigentina Loredana Guida. Tra gli indagati c'è anche il medico di famiglia. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. La giornalista agrigentina Loredana Guida è deceduta dopo aver contratto la malaria durante un viaggio in Nigeria nella città di Lagos. L'iscrizione, come atto dovuto, arriva dopo l'audizione dei familiari della donna che hanno raccontato i fatti e ricostruito l'intera vicenda. Loredana Guida è deceduta dopo una settimana di ricovero in rianimazione. La giornalista il 15 gennaio scorso era andata al pronto soccorso di Agrigento a causa della febbre alta, comunicando, come riferito da familiare e confermato dall'ASP di Agrigento, di essere tornata da una vacanza in Nigeria, un'informazione che non avrebbe fatto scattare alcuna indagine diagnostica specifica. La giornalista, firmando le dimissioni dopo una lunghissima attesa di circa 9 ore, è tornata a casa, ma 5 giorni dopo è entrata in coma ed è stata nuovamente portata in ospedale, dove è morta la notte del 27 gennaio scorso. Gli indagati potrebbero nominare il proprio consulente di fiducia per prendere parte ad un altro difficile esame autoptico. All'autopsia, per volontà della Procura di Agrigento, parteciperà anche un infettivologo. L'ASP di Agrigento ha ufficialmente reso noto che il 21 gennaio veniva ipotizzata la diagnosi di malaria, confermata da un test eseguito lo stesso giorno e confermato dall'Istituto di Microbiologia dell'Università di Palermo come malaria da Plasmodium falciparum. L'autopsia, affidata ai medici 5 a Bita, è stata fissata per lunedì prossimo. L'esame autoptico dovrà chiarire la causa del decesso della giovane donna e quant'altro utile nei limiti delle competenze tecniche per la ricostruzione dei fatti. Maxi controllo del territorio da parte dei carabinieri di Agrigento in diversi quartieri della città dei Templi, con particolare attenzione ai vicoli del centro storico nella zona di Piazza Ravanusella, dove nei mesi scorsi i militari avevano fatto scattare un blitz antidroga denominato Piazza Pulita. Ieri sequestrati hashish e marijuana. Vediamo. Stiamo svolgendo un servizio specifico di repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili di Agrigento. In questo momento ci troviamo in piazza Ravanusella, che è stato già teatro di nostre operazioni nei mesi passati. La nostra attività in questo momento è volta a disarticolare altri soggetti che sono intenzionati a spacciare marijuana e hashish in questa zona e disincentivare potenziali acquirenti che possano creare anche disturbo e insicurezza nei confronti della popolazione residente. L'attività si è protratta anche in altre zone particolari di Agrigento, Villa Seta, Villaggio Mosè, anche per disarticolare o per evitare che vengano commessi reati predatori, furti in abitazione, che in questo periodo possono avere una maggiore incidenza sul territorio. Tutte queste attività, sia lo spaccio sia i furti, creano particolare ansia e preoccupazione nei confronti della popolazione, e queste attività che svolgiamo servono per rassicurarle e dimostrare la nostra presenza anche in quelle aree che sono più sensibili o particolarmente degradate.
All'Istituto Scolastico Foderà, su iniziativa del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, una conferenza sul tema violenza di genere, strumenti di protezione e diritti delle vittime. Ci sono le interviste di Margherita Trupiano. Oggi si parla di femminicidio e strumenti che si danno a chi può avere questo problema. Il Lions come lo fa? Oggi i componenti del Lions Agrigento Valle dei Templi incontrano all'Istituto Foderà Brunelleschi i giovani per trattare un grande tema, la violenza di genere, per spiegare quali sono gli strumenti per la protezione, quali sono i diritti delle vittime e qual è l'educazione e il rispetto per le differenze di genere. Presenti grandi relatori e con orgoglio devo dire parte di questi relatori sono risorse della nostra associazione, del nostro club, che mettono a disposizione la loro preparazione, il loro bagaglio culturale al servizio dei giovani. Alla fine delle relazioni, di queste relazioni, i ragazzi avranno spazio per poter interagire con i relatori. Per questo incontro sento di ringraziare il dirigente scolastico, il dottore Alfio Russo, per la collaborazione e per la grande sensibilità che ha mostrato verso questo problema che invade le nostre case e invade la nostra vita. La scuola oggi si confronta tramite il Lions con un tema in emergenza, anche questo, la violenza contro le donne, il femminicidio, parlare ai giovani, spiegar loro che in fondo è un atto di debolezza, può servire? Noi speriamo proprio di sì, abbiamo colto l'opportunità che ci ha offerto il Lions proprio perché riteniamo che bisogna dare a questi ragazzi la possibilità di discutere anche di questi temi, perché non è possibile assistere impotenti a tutti i fenomeni di uccisioni, di femminicidi che si stanno verificando in questi ultimi tempi. Ormai è diventata un'emergenza, però bisogna riflettere sul fatto che quello è il momento culminante di una relazione disfunzionale. Tante volte si vivono situazioni difficili delle quali non si parla, si ha paura di parlare, non si arriva alla denuncia, c'è il timore, c'è la vergogna. E allora vorremmo fare in modo che i ragazzi siano più consapevoli della necessità di uscire allo scoperto, di fare in modo che, senza creare allarmismo, ma al tempo stesso facendo in modo che la dignità delle persone, delle donne e degli uomini sia rispettata e che non si creda che la violenza possa essere lo strumento per risolvere i problemi anche di natura affettiva. È un'emergenza senza fine quella della violenza contro le donne che culmina in omicidi. Oggi ne parlate con gli studenti, come bisogna porgere loro l'argomento? Beh, purtroppo sì, i dati non sono per nulla rassicuranti. Solo nel 2018 si sono contati 133 femminicidi in Italia, l'anno scorso insomma, i numeri sono stati pressoché confermati e purtroppo nelle ultime 48 ore, come sappiamo, ci sono stati 5 femminicidi in tutta Italia. Nell'agosto 2019 è stato approvato un codice rosso per la tutela nei confronti dei vari fenomeni di violenza di genere, che ha previsto un inasprimento delle pene. Ci auguriamo che possa effettivamente invertire la tendenza. Questa tendenza negativa è diventata molto preoccupante e ci dà l'immagine di un paese che è in emergenza sotto questo profilo. Ci approcciamo con i ragazzi oggi per fornirgli gli strumenti di tutela, per dargli delle informazioni che possano essere utili nel caso in cui dovessero trovarsi in difficoltà. Professore Pira, oggi il Lions parla di femminicidio, un tema che le è sempre stato caro e la nostra società come si confronta con questa emergenza e
questi uomini comunque che operano in questa maniera in fondo sono dei deboli che dietro la forza nascondono una grande fragilità. Ma sì, c'è una fragilità in generale della società perché quando si usa violenza è un modo per prevaricare perché non si riesce più a dialogare, questo è abbastanza normale, ma quello che mi preoccupa è tutto il contesto. Andare a ripescare un video del dottor Borrelli del 2011 in cui lui ragionava sulla differenza tra divorzio e femminicidio e usarlo in questo periodo in cui ci sono 88 vittime ogni giorno di violenza sulle donne diventa complesso. Sentire i testi dei trapper, due di questi saranno a Sanremo, uno in gara e l'altro all'altro Sanremo, che incitano alla violenza. Tra l'altro c'è una trapper, una ragazza che dice delle cose incredibili, questi testi generano violenza. Tutto questo veicolato attraverso i social diventa pericolosissimo, quindi è importante riuscire a creare un percorso e sono contento che il Parlamento nelle ultime ore ha modificato la legge sul cyberbullismo parlando di intelligenza emotiva e parlando di educazione alle emozioni. E questa è la strada che anche stamattina stiamo cercando di percorrere per partire dal basso. Non è facile, sono contento che il Lions ci sta provando, ma non è davvero facile. È un'emergenza senza fine quella del femminicidio, nell'ultima settimana un numero incredibile di casi, il Lions scende in campo e ne parla con gli studenti oggi. Sì, allora intanto due parole per l'emergenza perché quello che sta succedendo questa settimana è una cosa incredibile e non ci si può credere. Una cosa che mi ha detto ieri il mio direttore sanitario è stato: non dobbiamo parlare di femminicidio, è un omicidio a tutti gli effetti. Il fatto che riguardi le donne però è ancora una cosa molto più grave perché significa che l'uomo non sta accettando quello che la donna sta diventando nel tempo. L'iniziativa è veramente straordinaria, come già detto è stata presa dal club Lions Valle dei Templi di Agrigento. Io come vicepresidente ma come docente della mia scuola ho ritenuto che fosse veramente valida perché oggi in un mondo che va al galoppo verso la tecnologia, verso l'emancipazione, verso tutto quello che rappresenta modernità e progresso è diventato triste davvero poter constatare che le vittime di femminicidio, le vittime di violenza, soprattutto quindi le donne vittime ancora di violenza siano davvero tante e sensibilizzare i giovani verso questa problematica diventa fondamentale perché questo via via non dico non avvenga più ma riesca a ridursi almeno come percentuale nelle nostre zone. L'ANIOC organizza la festa dell'Insignito, la dedica a San Giovanni Bosco, coinvolti anche gli studenti. Arturo Cantella. Sesta festa dell'Insignito, oggi l'ANIOC consegna le sue benemerenze, un'attività che si è distinta durante l'anno, oggi la conclusione. Certamente è un giorno importante per gli associati, per noi e soprattutto per il fatto che il Consiglio direttivo riunitosi all'inizio del mese di gennaio ha stabilito che si potesse festeggiare la sesta festa dell'Insignito ad Agrigento unitamente alla coincidente festa di San Giovanni Bosco. Quindi ci siamo rivolti ad un istituto superiore per poter avere i ragazzi e soprattutto farli partecipare ad un tema su San Giovanni Bosco. E stasera noi premieremo, è il quarto premio ANIOC, premieremo un ragazzo che si è particolarmente distinto facendo un elaborato innovativo, sicuramente ragazzo meritevoli che hanno, e poi ci sono state altre ragazze che hanno fatto altri lavoretti e noi stasera premieremo tutti questi ragazzi che stasera ci fanno compagnia. Premierete anche dei vostri rappresentanti? Abbiamo un socio anziano che riceverà una targa e soprattutto, ecco, non vorrei che poi si dicesse sempre loro non fanno altro riunioni che poi si premiano tra di loro, ma le validità, gli impegni vanno riconosciuti e noi stasera premieremo il nostro segretario informatico che veramente ha fatto un buon lavoro e stasera ne vedremo i risultati nelle proiezioni che saranno effettuate. Ecco, inizio anno, prospettive?
In prospettive c'è un calendario abbastanza denso che già stiamo formulando e abbiamo già discusso in Consiglio direttivo. Tantissime iniziative, soprattutto in contatto con i giovani. Una delle cose che posso anticiparvi è che il 20 di febbraio noi ufficializzeremo il nostro patto d'intesa con la Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, con l'ANIOC regionale che ho l'onore di rappresentare, e poter avvicinare i giovani calciatori, i giovani nelle scuole e dare loro copia della Costituzione e soprattutto parlare di legalità. Il futuro dei giovani è San Giovanni Bosco, che oggi si ricorda sia nella Chiesa sia noi come Cavalieri ANIOC, Associazione ANIOC, abbiamo voluto promuovere l'iniziativa a ricordare San Giovanni Bosco perché è stato il santo dei giovani, è stato colui che ha iniziato a parlare di contratti di lavoro quando i giovani erano sparsi, così abbandonati per le strade, e lui attraverso gli oratori ha cercato di richiamare, abbracciare questi ragazzi abbandonati a loro stessi. San Giovanni Bosco è stato colui che diceva: ogni ragazzo che si abbandona per le strade è un uomo che si perde per la via. E quindi ecco, per questo, siccome noi abbiamo fiducia in questi giovani, saranno loro le colonne e i futuri uomini del domani, abbiamo voluto come associazione ANIOC promuovere questa iniziativa e parlare proprio della figura di San Giovanni Bosco quale santo protettore dei giovani. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Amministrative 2020, il candidato sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha organizzato un altro appuntamento tematico. Ieri al suo comitato elettorale si è discusso di turismo, servizi ed eventi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dottore Miccichè, continuano gli incontri tematici con la popolazione agrigentina. Prima i giovani, oggi si è parlato di turismo, tante le indicazioni che sono arrivate. Sì, questa è stata la quarta seduta, il quarto incontro, dopo il primo i cervelli agrigentini, il secondo è stato sul teatro cultura e arte, il terzo sulla viabilità urbana e extraurbana, e stasera invece si è parlato del turismo. Il turismo inteso come servizi, come alberghi, come viabilità, come trasporti. Naturalmente tantissima è stata la partecipazione, tanta gente competente nel settore, sono stati tanti suggerimenti o le criticità evidenziate, e questo è servito a me a prendere degli appunti come faccio sempre, e questo rimane proprio nel mio stile, perché voglio ascoltare, voglio sentire. Non sono competente in materia, però sono organizzatore, riesco ad ascoltare. Ho stilato degli appunti, ho già abbozzato un programma, questo mi servirà assieme però alla mia cabina di regia a portare avanti un programma elettorale per la nostra città. Prossimi impegni? I prossimi impegni saranno anche a cadenza settimanale, si parlerà anche di disabilità, si parlerà anche di sport, si parlerà anche di scuola, di università, di rifiuti, del problema dell'acqua agrigentina, del mare, e poi alla fine ci saranno sicuramente le sedute riepilogative, e poi alla fine quindi esporrò pubblicamente il programma elettorale che nasce proprio da queste sedute. Quindi questi appunti che io ho custodito e custodirò veramente con grande segretezza per ora. Un programma suggerito dai cittadini proprio per i cittadini stessi, che giornalmente mi chiedono il quotidiano, i servizi per Agrigento, una vivibilità migliore, ma niente di particolare. Ecco, le tante problematiche non la preoccupano nell'affrontare questa candidatura? Ma sicuramente, certo che mi preoccupano. Capisco che andare ad amministrare una città come Agrigento sarà difficilissimo, ci proverò, naturalmente non lo farò eventualmente se dovesse essere eletto da solo, avrò una squadra, avrò una giunta, avrò gente competente, come ripeto, che mi daranno consigli, perché da soli non si va mai avanti. E continuiamo a parlare di amministrative, prima riunione del centrodestra unito in sintonia con l'ex sindaco ed attuale candidato Marco Zambuto. Vediamo. Nel dibattito elettorale odierno all'interno del centrodestra interviene l'ex sindaco e prossimo candidato Marco Zambuto.
A seguito della prima riunione in prossimità delle elezioni amministrative in primavera delle forze politiche del centrodestra agrigentino che hanno accolto l'appello all'unità di marcia e di intenti lanciato dalla deputata regionale di Diventerà Bellissima, onorevole Giusy Savarino, dal presidente dello stesso movimento, onorevole Giuseppe Catania, dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, dal dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Lillo Pisano, dal commissario della Lega in provincia di Agrigento, Massimiliano Rosselli, dal coordinatore regionale dell'UDC, onorevole Decio Terrana, e dalla parlamentare regionale UDC Margherita La Rocca Ruvolo. Marco Zambuto, che ha già manifestato più volte la volontà a candidarsi a sindaco di Agrigento, dichiara: dopo anni di impegno instancabile, faticoso ed entusiasmante, ho lasciato nel 2015 ogni incarico e impegno politico pubblico. Gli ultimi sono stati anni di riflessione e di maturazione in cui ho potuto leggere con occhio distaccato le scelte compiute, comprendere così gli errori e superare le incomprensioni. Oggi, afferma Zambuto, intendo riprendere il mio impegno politico laddove l'ho lasciato, nella mia città, Agrigento, con un animo che non è di rivincita né di rivalsa, ma di chi vuole rimettersi a servizio con umiltà e con capacità di ascolto. Negli ultimi mesi ho girato in lungo e largo la città, ho incontrato e parlato con tanti cittadini, ho raccolto sofferenze e disagi, ho ritrovato le ragioni e le motivazioni per un impegno politico per la città di Agrigento che, nonostante tutto, non può perdere la speranza di crescere e di vivere in una condizione migliore. Per questo, afferma Zambuto, è necessario battersi. Il nostro destino, quello della città di Agrigento, è scindibilmente legato a quello della Sicilia e in questa direzione occorre un collegamento forte con l'azione del governo regionale Musumeci e con lo sforzo di risanamento e di rilancio che sta compiendo il Presidente, insieme alle forze politiche che lo sostengono. In questo senso, conclude Zambuto, apprezzo la sensibilità e sono pronto al confronto con le forze politiche di centrodestra e all'appello che hanno lanciato per la costruzione di un programma per la nostra città. Tratta ferroviaria Agrigento-Palermo. È stato aumentato nel silenzio assordante di tutti gli amministratori agrigentini e della provincia il costo del biglietto del 10%, arrivando a costare 10 euro. Questo a fronte di un servizio che garantisce ritardi, pochi vagoni messi a disposizione e pendolari costretti a viaggiare in piedi, treni che si guastano. E questa è la denuncia del portavoce del Movimento Mani Libere di Agrigento, Giuseppe Di Rosa. A gran voce dai territori si è levato un grido di dolore, di disperazione e anche la maggior parte delle organizzazioni di categoria vuole un cambiamento di questa norma che avverrà attraverso una riduzione delle rese portandole da 50 tonnellate a 30 tonnellate. Poi ci sarà anche una deroga al rialzo per alcuni territori che storicamente producono di più, ma consideriamo che la media nazionale è di circa 150 quintali per ettaro. Varie associazioni hanno invitato tutta la politica, destra, sinistra, centro, a fare qualche cosa perché sì, aumentano le aziende agricole in mano ai giovani, però questi giovani forse vogliono qualcosa di più, o meglio, vogliono qualcosa per rendere effettivo il loro sforzo. L'ho detto anche in precedenti incontri, prima di tutto quello che manca è la capacità di aggregazione, quindi di mettere insieme le forze, ma oltre a questo è mancato anche un'autorità di gestione dei fondi europei, quale la Regione Sicilia, che non è stata in grado di erogarli in maniera corretta, e mi riferisco per esempio a un recente bando del 2018 di riduzione dei fitofarmaci che ha visto la pubblicazione di una graduatoria, sono stati pagati le prime 900 domande e poi il resto delle domande, circa 4.000, sono rimaste inevase, e questo produce un enorme danno economico agli agricoltori che investono in una precisa misura e poi non vedono ritornare quell'investimento. Però si parla comunque di una regione che è riuscita a investire più rispetto al passato per quanto riguarda i fondi europei. Sono riusciti a spendere tutti i fondi almeno a valere per il fino al 2019, entro il 31 dicembre 2019, attraverso
se così posso dirlo, un escamotage, nel senso che hanno emanato un bando sul biologico utilizzando un residuo di fondi fino al 2024 e al contempo finanziandolo con la nuova programmazione. Quindi in questo modo si è speso il residuo e si è aggiunto parte della nuova programmazione. Però dall'altro lato molti agricoltori che invece hanno partecipato ad altri bandi sono rimasti con le mani vuote, pur avendo investito notevoli risorse. La voce di chi lavora la terra, una persona l'altro giorno mi ha detto, andandosene via non tanto contento, l'agricoltura morirà di burocrazia, che sia regionale o nazionale o locale. Paghiamo danni, insomma, fatti da una politica che non è stata mai veramente al servizio degli agricoltori. All'esame della Commissione Agricoltura della Camera c'è un progetto di legge che si chiama proprio semplificazioni in materia agricola. Dal Senegal ad Agrigento, Mareme Cis ha vinto l'edizione del programma televisivo Cuochi d'Italia, campionato del mondo su TV8. Lei è la chef del ristorante Ginger della città dei Templi. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Mareme Cis, 38 anni, originaria del Senegal, giovane ed eclettica chef del ristorante agrigentino Ginger People and Food, ha conquistato ieri sera la finale del talent show culinario Cuochi d'Italia, il campionato del mondo in onda sulla rete nazionale TV8. Un saporito torneo a colpi di fornelli fra alcuni dei migliori e talentuosi chef stranieri presenti in Italia, sotto l'occhio vigile ed esigente di 3 chef dall'indiscusso talento come Bruno Barbieri, Gennaro Esposito e Massimiliano Tomei. Maremme ha sfidato cuochi provenienti da molte parti del mondo e d'Italia. Ha conquistato così la finale contro la sfidante Angela, chef della Cina, con la cooperativa sociale Alcarub e tutto lo staff del ristorante di cucina afro-siciliana per gli amici affezionati da Ginger. Siamo veramente fieri di aver visto crescere giorno dopo giorno, in anni di duro lavoro, scambi di idee, progetti e condivisione, il talento della giovane cuoca senegalese che ha saputo conquistare con il suo mix di sapori e culture, il suo couscous ammagliante, soprattutto tanto talento e fantasia, anche i palati più attenti e raffinati, fra i quali quello dello chef Barbieri, Tomei ed Esposito. La soddisfazione e l'importanza di promuovere il contatto e la condivisione fra culture, anche e soprattutto attraverso la cucina, è nel DNA di Ginger e di Mareme Cis. Siamo felici per la sua presenza in finale, ma soprattutto per il successo che la nostra cucina continua a riscuotere grazie all'impegno di molti e alle continue contaminazioni culturali, cui fortunatamente, diciamo noi, viene quotidianamente a contatto. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Basilio Borgo presenta il suo ultimo libro, la serie C a fumetti, e lo dedica al nostro Gerlando Butera e Eugenio Cairone. Questa sera il soggetto è Gerry Butera, il libro è dedicato al nostro compianto collega. È specificatamente dedicato a lui perché con Gerry mi lega, non dico un'amicizia perché noi ci siamo ritrovati negli ultimi anni quando lui ha cominciato a praticare le mie presentazioni insieme a te e tanto diciamo quindi torno a ripetere chi era Gerry per Basilio Borgo. Gerry è stato il mio testimone nel 71 del mio fidanzamento con la mia prima moglie a Lido Tritone, tant'è che io nel fare il mio 30° libro dedicato a mia moglie gli avevo chiesto a Gerry circa un anno fa di darmi qualche foto del Lido Tritone, cosa che lui ha fatto e l'ho messo in quel libro, però era un pochettino piccola come foto, nel senso l'ho messo in un angolino ringraziando Gerry. Ora invece questa foto è in prima pagina di questo nuovo libro che l'ho fatto di corsa, velocemente, perché è successo mentre lavoravo nel precedente libro. Possiamo dire che è un omaggio a un grande amico.
Ma è un amico che quando lo vedevo già ero allegro, mi dava un senso di allegria, una sensazione di benessere, guarda, cioè, una battuta ci sta tutta purtroppo. Perché lui era sempre aperto, così raccontava cose insomma, del passato e parlava sempre di musica. E mi ricordo che mi disse che era amico anche di mio zio, che è il geometra Grange del comune, che è stato anche un collega mio, che era famoso perché era un maestro di pianoforte. E spesso andavano insieme da Iannuzzo per il pianoforte. Tutta una serie di cose che riguardava la musica. Poi volevo dire anche una cosa importante, stranamente nel periodo in cui lui era a Milano, che è andato a Milano perché mi aveva detto, però io, quando me lo disse non avevo capito bene qual era il problema, e ho visto a TV questa bellissima canzone in cui c'è questo Indios che esce dal mare a piedi scalzi, i bambini che cantano, c'è un inno alla primavera in pratica, però io non l'avevo visto. Pensavo che cantava era l'Indios, cioè non avevo fatto caso. Ora purtroppo ho visto Gerry che cantava ed è qualcosa di bellissimo. Anche la mia compagna che ora non ti è piaciuto subito, che è una canzone da spot e non capisco ancora come non sia diffusa a livello internazionale. Allora, il libro, al di là dell'omaggio a Gerry, di che cosa tratta? Dunque, il libro tratta, praticamente è stato, io diciamo, tu sai che ho fatto le collane Agas a colore, Agas bianco e nero, ma ultimamente è venuto in testa di fare una serie facendo Agas a fumetti o la serie C a fumetti, al secondo se c'è o non c'è l'Agas, cioè raccogliendo tutti i disegni passati. Cioè facendo un libro, ho 2 campionati con 2 disegni per far notare la mia grafica, cioè è un libro che questo comporta un ben 70% di grafica, il resto insomma qualche fotografia, qualche spiegazione, ma nulla di altro. L'ho fatto apposta perché è stato più semplice farlo come velocità, perché già avevo i precedenti, ma più che altro perché Gerry mi diceva sempre, quando vedo i disegni, lui era in estasi con i disegni, poi io posso dire che sono in estasi quando c'è la tua canzone. Continuiamo a parlare di bianco-azzurri, l'Acragas di mister Vullo domani affronterà la San Cataldese. Carmelo Lentini. In eccellenza, sulla carta dovrebbe prospettarsi un turno favorevole per l'attuale classifica del capolista Dattilo, che in casa affronterà il non certo irresistibile Monreale. Chi invece dovrà lottare con il coltello tra i denti saranno Canicattì ed Acragas. La prima ospita al Saraceno di Ravanusa il Forte Geraci, mentre l'Acragas sarà di scena al Valentino Mazzola contro la locale San Cataldese. Ricordiamo che attualmente il Dattilo ha ben 6 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Ecco perché i risultati di Canicattì ed Acragas potrebbero consentire alla compagine trapanese di rimpinguare ulteriormente la propria classifica. Altra gara di cartello si gioca al Giovanni Bruccoleri, dove sarà di scena Profavara Sporting Vallone. La Profavara vuole risalire la china, mentre gli ospiti nisseni intendono raggiungere prima possibile una posizione di massima tranquillità, ben lontana dalle beghe di bassa classifica. Ritornando al match di San Cataldo, la gara San Cataldese Acragas è stata affidata a Federico Mucignato di Pordenone, mentre i suoi assistenti saranno Rosario Blanco di Eciriale e Giulio Sorace di Catania. Profavara Sporting Vallone sarà diretta da Nicolò Melodia di Trapani, assistenti Dario Ricchiari e Gabriele Valenti di Palermo. Infine Canicattì Geraci a Michele Buzzone di Enna, assistenti Davide Di Dio di Caltanissetta ed Andrea Varisano di Agrigento. Quindi domani c'è la San Cataldese, oltretutto è una delle squadre forse tra Canicattì e loro sono le più vicine, quindi siamo cugini, o almeno ci avviciniamo a essere tali. È una squadra molto ben composta, ben allenata, una squadra che ha aspirazioni, una squadra che viene da una categoria superiore, sicuramente ha nelle gambe, ha nelle corde di questa squadra c'è qualità, e quindi è una squadra da prendere con le pinze, da valutare
da non sottovalutare assolutamente e quindi da fare prestazione importante. Sulla San Cataldese ci sono parecchi ex, tra questi ci sei pure tu. 6 mesi a San Cataldo dove hai segnato un po' di reti e in quei 6 mesi sei diventato anche diciamo, il pupillo della tifoseria verde amaranto. Porterò sempre San Cataldo nel cuore perché, come ho detto ieri e come ho sempre detto, l'anno scorso ero arrivato al punto quasi di credere di smettere perché mancavano stimoli e gli stimoli in questo sport sono importanti come d'altronde in tutti gli sport e nella vita in generale. Poi sono arrivato a San Cataldo, ho trovato una grandissima famiglia composta da una società meravigliosa, da dei compagni di squadra meravigliosi, da una tifoseria fantastica. Mi hanno accolto come se fossi stato sempre uno di loro e mi hanno fatto ritrovare stimoli, mi hanno dato una forza pazzesca e me li porterò sempre nel cuore. Purtroppo l'ultima partita c'è stato questo neo brutto che mi porterò sempre dietro, però l'affetto, le cose belle sono state talmente tante che cercherò e porterò sempre queste nel mio cuore perché, ripeto, per me è una famiglia. Quest'anno ho dato priorità a loro, come è giusto che sia, poi sono state fatte altre scelte in panchina, quindi sono venuto a casa, però per me San Cataldo è famiglia, porterò sempre nel cuore. È chiaro che è l'unica sconfitta che abbiamo fatto lì vincendo al 96esimo, una partita che secondo me in 10 uomini tutto il secondo tempo meritavamo magari di portare un punto a casa, però quello fa parte del passato, abbiamo mancato pure in Coppa, una squadra che comunque ha cambiato anche qualcosa, per cui questa secondo me sarà una partita diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato, consapevole che loro comunque rimangono sempre una squadra fortissima. Nel campionato di promozione Girone A, dopo la vittoria conseguita domenica scorsa contro il capolista Unitas Sciacca, il Casteltermini si è rifatto sotto, riducendo a 3 i punti di vantaggio dalla compagine termale. La squadra di Pinola Bianca, che sembra essere tornata ai livelli ottimali, sarà di scena a Partinico contro la locale avversaria, con l'intento di portarsi via l'intera posta in palio. Tra l'altro l'Unitas Sciacca, pur giocando sul proprio campo, si ritroverà di fronte una delle avversarie più agguerrite del torneo, vale a dire il Lascari, gara che si anticiperà a questo sabato. In questa giornata spicca anche un derby tutto agrigentino e che si giocherà al vecchio Salaci tra il Camarat e l'Empedoclina, con quest'ultima che cercherà il colpo del KO per mantenere l'attuale sesto posto in piena zona playoff. Un'altra gara tutta da seguire si gioca a Mazzara, dove si scontreranno Folgore e Mazzarese, attuale terza e quarta in classifica generale. Infine il match dei poveri sarà di scena a Villabate e che vedrà di fronte il match appunto tra la locale squadra e la Gattapardo di Palma di Montechiaro. Domani, domenica 2 febbraio, l'Associazione Antiche Tradizioni Popolari, presieduta da Carmelo Cantone, ha organizzato una passeggiata nella Valle dei Templi intitolata Tra Sentieri e Fiori di Mandorlo. Il raduno è alle 9:30 al Viale della Vittoria 139 di fronte il Bar Saieva. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.